Don Marino, ti aspettiamo. 3 grandi striscioni sono stati appesi in queste ore nel centro parrocchiale di San Lorenzo ad Albignasego. La comunità fa sentire la propria vicinanza al parroco sospeso dalla diocesi, che sta indagando su presunti comportamenti poco consoni al celibato, ovvero c'è il sospetto che il parroco abbia avuto una relazione con una donna. Accuse che Don Marino respinge fortemente e i suoi parrocchiani gli credono, tanto che è stata avviata una raccolta firme. Molte le attività commerciali di Albignasego che hanno deciso di esporre i fogli per sottoscrivere la lettera da inviare al vescovo Claudio Cipolla, come questa pasticceria dove le firme sono già molte. Stanno firmando quasi tutti, per noi è stato un buon parroco, noi possiamo dire solo questo, il resto non ci interessa. Dispiace per Don Marino? Certo che sì. Dovrebbe tornare? Sì, sì, assolutamente. L'opinione è unanime tra i parrocchiani. Don Marino aveva rilanciato San Lorenzo, le sue messe erano affollate e anche la sagra del quartiere aveva avuto un aumento di presenze. Non ho mai visto la parrocchia andare così bene e non riesco a capire il motivo perché non si ha mandato via. Ma è vero che indagava un po' su questi conti che erano spariti in parrocchia? Sembra sia sparito un po' tutto, comunque la gestione precedente probabilmente aveva dei grossi problemi. Quindi lei ha firmato per farlo tornare, Don Marino? Certamente sì. È una brava persona. Secondo me sì. So che lui per questa parrocchia ha fatto tanto. Quindi le dispiace che sia stato Certo che mi dispiace perché ha tirato sulla parrocchia. Lei ha firmato per farlo. Che ho firmato, sì. È una cosa che dispiace. Tuttavia il carattere di Don Marino, con le sue prese di posizioni forti come quella a favore della legittima difesa, potrebbero, a detta del sacerdote, aver infastidito qualcuno. Inoltre pare che il prete abbia cercato più volte di sistemare i conti della parrocchia, ma che i registri siano scomparsi, tanto da costringere Don Marino a denunciare il fatto. La vicenda sta facendo discutere l'intero paese di Albignasego, anche per le ultime dichiarazioni del prete allontanato, che ha minacciato di rivelare i nomi di prelati pedofili all'interno della curia di Padova. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Marco Gionfrido, chiede alla diocesi di fare chiarezza e chiede che i nomi di questi sacerdoti vengano fatti immediatamente da Don Marino. Personalmente quindi il mio auspicio è quello che o lui in maniera autonoma, se così fosse veramente, questa conoscenza di questi nomi, o eventualmente le forze dell'ordine, quindi la giustizia, possa far chiarezza su queste affermazioni che noi come Movimento 5 Stelle riteniamo molto gravi.